Enzo Fontana, allora parliamo di questa sua adesione al progetto politico della Lega, cosa l'ha spinta ad aderire? Mi ha spinto ad aderire al partito della Lega perché è un partito che ormai ha cambiato pelle, c'è stata una vera inversione ad U, proprio un'inversione totale anche nel modo di pensare e di gestire, ed è un partito che si è spostato francamente nell'area dei moderati e lo dimostra giorno dopo giorno grazie soprattutto a Giancarlo Giorgetti, ma anche ad altri deputati che hanno capito che questo partito può sempre più radicarsi in tutto il paese, anche nel mezzogiorno d'Italia e anche nella nostra Sicilia. Noi abbiamo proprio creato questa Lega per la Sicilia e quindi ho aderito a questo partito perché tutto sommato rientra in quella che è la mia storia naturale di moderato, di partito, sono stato sempre nel partito di centro, quindi io provengo dalla vecchia Democrazia Cristiana, poi transitato in Forza Italia e nel nuovo centrodestra e adesso quindi abbiamo approdato nella Lega, abbiamo quindi aderito a questo partito che è un partito ormai assolutamente rinnovato, un partito che ha cambiato assolutamente quelli che erano i principi degli ideali del passato, un partito che non è più sovranista, un partito che è diventato europeista e un partito che si muove per diventare e per appartenere a livello europeo al Partito Popolare, grande Partito Popolare Europeo. Questo mi ha convinto a fare questa scelta che per la verità io medito da tanti mesi, ma finalmente insomma, ecco, ci siamo convinti assieme a mio figlio che oggi è anche consigliere comunale ad aderire a questo nuovo progetto e quindi per portare avanti le istanze del territorio, quindi un partito che si radicherà sempre di più, che sarà vicino alla gente, alla nostra comunità, quindi sposeremo e porteremo avanti tutte le istanze che i cittadini ci chiederanno legittimamente e sosterremo soprattutto quelle che sono le peculiarità del nostro territorio portando avanti e sostenendo le grandi opere, quindi continuando ancora in quel lavoro che io ho iniziato da Presidente della Provincia per quanto riguarda la viabilità, ma certamente guarderemo con grande attenzione alla sanità che oggi è una priorità assoluta anche alla luce di questa terribile pandemia. E quindi insomma, speriamo di poter dare veramente delle risposte, di poter essere utili al territorio e ai nostri concittadini. Tra l'altro insieme a lei anche un gruppo di ex suoi assessori fedelissimi quando lei era Presidente della Provincia, penso a Granata, a Pace, lo stesso Giambrone, insomma un gruppo forte che ha fatto scelte come lei. Sì, certamente è un partito che ormai ha visto tantissimi operatori politici aderire a questo nuovo progetto e questo è chiaro, la dice lunga, significa che ormai i tempi sono assolutamente maturi per poter fare e operare questa scelta, proprio perché la Lega non è più quella che molti ancora immaginano che è quella di 20 anni, 25 anni fa. La Lega è ormai un partito nuovo che ha obiettivi e progetti assolutamente nuovi e innovativi, tra l'altro una classe dirigente fatta di persone veramente in campo, lo vediamo anche con i rappresentanti che sono stati al governo e che ci sono adesso con Draghi, una classe dirigente fatta di persone molto preparate, di persone in gamba, di persone che sanno portare avanti i progetti di vero sviluppo per il nostro territorio e infatti
anche Salvini lo ha detto chiaramente che porterà avanti e si sbatterà per portare avanti l'alta velocità in Sicilia, ma anche il progetto sul ponte sullo Stretto, quindi già questi sono dei segnali importantissimi, ma ha anche dichiarato che il nord non può crescere se non cresce il sud, quindi questo è un altro segnale veramente che ci dà grande forza ed entusiasmo per poter andare avanti e per portare avanti i nostri progetti.